Siamo qui con Paolo Bertelli del salumificio omonimo della provincia di Padova, altro partecipante veneto a questo concorso nazionale Nutrire il pianeta con l'originalità e le capacità del mondo artigiano, e avete vinto con il vostro prodotto, il lardo arrotolato. Ci racconta un po' la storia di questo prodotto, se è originale, se è particolare, e un po' la storia del suo salumificio. Il mio salumificio nasce circa 30 anni fa. Mio papà ha sempre lavorato nel settore delle carni, lavorava un tempo nei prosciutti e da lì è nata un po' la voglia di creare questa attività. Insomma, noi facciamo tanti tipi di salumi e il lardo è sempre stato un prodotto che mi ha affascinato perché io ritengo che sia una delle parti più buone del maiale. Abbiamo pensato di fare questo lardo arrotolato. Circa una quindicina di anni fa abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, delle prove e siamo riusciti nel tempo a migliorarlo e a fare questo prodotto che ritengo sia una chicca, tutti quanti ce lo apprezzano, ce lo invidiano, è veramente un bel risultato. Lei crede che questi prodotti riescono ad essere rappresentativi dell'Italia, cioè i mercati internazionali riescono ad apprezzarli? Senz'altro, perché io ritengo che il prodotto quando è buono, cioè piace a un cinese, piace a un americano, basta solo dare la giusta visibilità a questi prodotti e le piccole aziende hanno difficoltà in questo purtroppo. Lei esporta? Pochissimo. E lei pensa che manifestazioni come questa, per esempio, aver vinto questo premio, potrebbe essere però un po' di visibilità, la potrebbe dare? Certo, sicuramente è un orgoglio intanto essere scelti come azienda che ha creato una chicca. Speriamo che porti qualcosa, sicuramente è un orgoglio personale comunque vincere un premio di questo tipo.